pensando di star via un 3-4 mesi, arrivo a Montalcino e comincio nella casa di un grande produttore di Milano, Gianfranco Soldera. Io mi ero avvicinato a San Michele all'Adige al tempo in cui il professor Scienza, che oggi è un mio caro amico, in quel momento era il mio professore, e mi ha preso sotto la sua ala, sono diventato un po' un suo pupillo e da lì poi è nata questa avventura. E non sono ancora tornato a casa, non sono ancora tornato a Bassano, a parte per gli amici, la famiglia e le cose, ma non sono più tornato nella mia terra per pensare di continuare a vivere lì. Anche perché facciamo un salto in avanti, poi tu molti anni dopo hai anche piantato, come si suol dire, la tua azienda, no? Certo. Beh, dire a un cipresso che ha piantato è molto, è molto significativo. Sì, ho la mia azienda, ho la mia famiglia, ho 2 figli meravigliosi, una moglie straordinaria e da lì, da 33 anni vivo e non ho ancora ben capito dove cominci la mia fatica e cominci il mio divertimento.